Tragedia in via Salsa a Treviso. L'84enne Bertilla Gasparini travolta e uccisa da un'auto mentre attraversa la strada. Shock e rabbia dei testimoni, qui si corre troppo, traffico in tilt. Le lacrime della figlia della vittima, mia madre non meritava una fine così, destino beffardo. Anche il papà dell'anziana era morto in un incidente. Sbaglia manovra e si ribalta con la vettura sulla rampa di un garage a Covolo di Pederoba. Per la donna al volante tanta paura, ma fortunatamente ferite lievi. Veneto assediato dai furti a Treviso. Alberto Stefani annuncia che insieme al presidente Anci Conte andrà dal ministro dell'Interno per chiedere maggiori risorse e nella nuova giunta regionale ci sarà una delega specifica per la sicurezza. Dopo il furto in casa sparita anche la cagnolina della famiglia vittima della razzia. A Cordignano l'appello disperato ai ladri: riportatela da noi. A Barcondi vede l'ago i funerali del 55enne morto schiacciato dal basculante del garage. Una tragica fatalità, ha sottolineato il parroco, richiamando tutti alla precarietà della vita. Rischia di provocare un terremoto lo scontro che a Mogliano mette in subbuglio la maggioranza. La Lega vuole più spazio in giunta, visto il risultato alle regionali, uno scenario che potrebbe riproporsi altrove. Sport, rugby inizia con una vittoria dopo una strepitosa rimonta all'avventura in Challenge Cup del Benetton, che in Sudafrica batte i Lions 26-18. Milano-Cortina 2026, dopo la cerimonia di accensione ieri a Roma, oggi la partenza della torcia olimpica. Il 18 gennaio sarà a Verona. Bentrovati, buonasera telespettatrici, telespettatori di Antenna 3, la cronaca in apertura di questa edizione trevigiana dei nostri telegiornali con il terribile incidente che si è registrato nel primo pomeriggio in via Tommaso Salsa a Treviso, con una donna di 84 anni che è stata investita e uccisa da un'auto. La donna stava attraversando la strada e parla la figlia della vittima: mia madre non meritava una fine del genere. Purtroppo è successo così, una morte bruttissima. Mia mamma non lo meritava, anche perché era una persona buonissima, ha sempre fatto del bene a tutti quanti. È proprio una morte così. Come ripeto, non lo meritava proprio. Ci sono solo il dolore, l'amore e lo sconcerto di una figlia nelle parole della signora Antonella, accorsa sul posto non appena presa la notizia della morte della madre, travolta da un'auto nel primo pomeriggio all'incrocio tra via Pennella e via Tommaso Salsa a Treviso. Bertilla Gasparini, 84 anni, è deceduta sul colpo dopo l'impatto con una Hyundai i10 guidata da una giovane donna. Gli ultimi istanti prima della collisione sono al vaglio degli agenti della polizia locale, giunti nell'immediato accanto operatori del SUEM 118 e vigili del fuoco. L'84enne, come si vede dalla carrozzeria, è stata urtata dal lato destro della Hyundai, con l'automobilista che probabilmente ha tentato di schivarla all'ultimo secondo. Sulla strada apparentemente nessuna traccia di frenata, da appurare se l'anziana fosse ancora sulle strisce all'imbocco con via Pennella o se stesse attraversando su via Salsa, questione di pochissimi metri. Da capire anche se la Hyundai posta sotto sequestro stesse svoltando sulla via collaterale. Di certo Bertilla Gasparini, che abitava all'ultimo piano di questa palazzina a 50 metri dal luogo dell'impatto, era solita percorrere quel tragitto. La stessa Antonella, che ora chiede di fare piena luce sull'accaduto, aveva parlato con la madre al telefono verso le 12:30 in una giornata come tante, segnata da piccoli riti e abitudini. Ogni sabato andava dal parrucchiere a farsi la piega, poi si fermava al supermercato e oggi ha detto: no, non mi fermo al supermercato, vado lunedì mattina, vengo a casa subito, che forse se andava al supermercato era meglio. L'84enne, una vita accanto al marito Leopoldo Lorenzon, lascia oltre ad Antonella anche un'altra figlia, Franca, e i nipoti, per i quali era una nonna sempre presente e affettuosa. Anche il cane che abbiamo, che è un bulldog francese, e gli dicevo sempre: andiamo dalla nonna, e lui correva subito, anche perché mia mamma amava anche gli animali. E nel passato di Bertilla anche quella che ora sembra una tragica coincidenza. È morta come suo papà, in una strada. Anche il papà suo è morto giovane, a 33 anni, anche lui in mezzo alla strada. E lei, che lo adorava tanto, ha fatto la sua stessa fine, purtroppo.
Incredulità, dolore anche tra i vicini di casa. Bertilla Gasparini era ben voluta e apprezzata da tutti, dall'intero quartiere, e c'è chi chiede più sicurezza in via Tommaso Salsa. Qui si corre troppo, dicono in tanti, chiedendo anche delle contromisure. In questo momento sì, perché sì, la conoscevo, ma sapendo quello che è successo ti fa pensare. Cioè, in questo momento non saprei trovare le parole. Ma conoscevo anche il marito, perché insomma adesso che sentendo questo è veramente scioccante. Difficile trovare le parole di fronte a una tragedia tanto improvvisa quanto assurda. Nel condominio di via Pennella, dove Bertilla Gasparini risiedeva, c'è soltanto incredulità. La donna, completamente autonoma, conduceva una vita tranquilla, viveva sola ma era avvolta dall'affetto e dalla cura dei suoi familiari residenti poco distante. Inizialmente alle 13:30, al momento dell'impatto, nessuno aveva capito potesse trattarsi di lei. A quell'ora di sabato pomeriggio la zona non è trafficata e popolata come nel corso della settimana. In tanti hanno sentito solo un rumore sordo, poi la mobilitazione di uomini e mezzi. Guardi, io ho sentito una specie di colpo, poi sono uscita a vedere, ho visto che c'erano già delle altre persone che davano soccorso e basta. Resta più in generale un tema, quello della sicurezza stradale su una delle arterie principali della città. Adesso io non so la persona che l'ha investito Poretta se correva, non c'ero, quindi non parliamo per niente, però indubbiamente la Tommaso Salsa è una strada dove si corre, quando l'avevano fatta a senso unico era molto meglio. Questa è una strada dove ci deve essere proprio la coda perché stiano fermi, ecco, altrimenti qui corrono sempre a tutte le ore. Secondo me mettere qualche rallentatore comunque sarebbe già un deterrente e dopo lì è sempre un problema di coscienza di chi guida, di stare un po' attento, anche perché è praticamente un centro abitato, quindi non è una strada provinciale regionale, siamo quasi in centro, per cui credo che 30 all'ora si dovrebbe andare, ma come ben sappiamo purtroppo con le automobili di adesso tutti corrono, tutti hanno fretta, tutti sono in ritardo e dopo può succedere qualcosa di brutto come oggi. Sbaglia manovra e si ribalta con l'auto sulla rampa di un garage condominiale a Covolo di Pederobba. È successo questa mattina, la donna alla guida dell'auto è dovuta ricorrere alle cure del personale del SUEM 118 dopo essere rimasta incastrata nell'abitacolo e ferita in maniera lieve. All'arrivo sul posto la squadra dei vigili del fuoco del distaccamento di Montebelluna ha estratto la conducente affidandola alle cure del personale sanitario. La strage del bus a Mestre, con la decisione della Procura di Venezia di indagare come 11 responsabili, dipendenti vecchi e attuali del Comune, la palla passa alle difese, c'è tempo fino a metà gennaio per smontare tutte le accuse per i legali. Il nodo dello sterzo del mezzo è ancora da sciogliere. 20 giorni con la pausa natalizia, quindi si andrà a metà gennaio. È il tempo a disposizione dei legali degli indagati nella strage del bus di Mestre per formulare ogni valutazione del caso. Con la chiusura delle indagini sono 7 in totale gli indagati, con l'entrata dei dirigenti dei lavori pubblici del comune e anche del passato. Richiesta di archiviazione invece per Massimo Fiorese, l'amministratore delegato della Linea, la compagnia proprietaria del bus. Secondo la procura, infatti, non avrebbe potuto far nulla per evitare il concatenarsi di eventi che ha portato alla strage di quel 3 ottobre, in cui persero la vita 22 persone, tra cui l'autista trevigiano Alberto Rizzotto. Ai già indagati Simone Agrondi, Roberto Di Bussolo e Alberto Cesaro si aggiungono il padovano Guido Stagno Andriolo e i veneziani Diego Costantini, Franco Fiorin e Fabio Pasconna. Sulla vicenda è intervenuto il vicepresidente Dem della Commissione Trasporti in Consiglio regionale. Che ci auguriamo che si vada avanti, che si individuino le responsabilità, lasciando fuori la demagogia, e che si faccia chiarezza di una tragedia così grande e immane che non può essere derubricata o lasciata nel tempo nella scatola del dimenticatorio. Quindi si faccia chiarezza, non diciamo nulla quando ci sono le indagini e quando c'è della gente indagata, perché insomma siamo garantisti, però ci auguriamo che ci sia in modo chiaro e fermo
un'attenzione per giungere alla verità, perché è un capitolo davvero buio della nostra storia veneziana. Se l'avvocato di Fiorese al momento non commenta, i legali dei primi indagati hanno invece diffuso una nota congiunta in cui si legge: le difese, in attesa di esaminare gli atti del fascicolo dei pubblici ministeri, non nascondono la propria meraviglia. La Procura della Repubblica, all'esito di un'indagine durata oltre 2 anni, ha ritenuto di attribuire tutte le responsabilità dell'incidente unicamente ad alcuni dipendenti del Comune di Venezia, nonostante il varco fosse presente sin dagli anni 60. Poi c'è la questione dello sterzo, su cui tra l'altro ci fu chi testimoniò ai nostri microfoni che molti mezzi della linea avessero anomalie in tal senso. Stupisce, scrivono infatti i legali, che la rottura dello sterzo di un autobus praticamente nuovo, fatto che ha innescato l'incidente, non sia stata considerata tra le cause del sinistro. Per certo il bus non è sbandato per cause naturali e non è normale che per oltre 3 secondi e mezzo dal primo urto contro il guardrail, al quale ne sono seguiti altri, non ci siano frenate. Confidiamo, continuano ancora i legali, che le ragioni di tali scelte possano trovare una spiegazione negli atti. Lo si deve agli indagati, alle vittime e alle loro famiglie, e le difese si batteranno perché l'evento sia riconosciuto nella sua compiutezza. Le accuse per gli indagati sono a vario titolo di omicidio colposo, lesioni colpose, stradali e crollo colposo. Questa mattina la comunità di Barcona di Vedelago ha dato l'ultimo addio a Luca Trinca, il 55enne colpito mortalmente alla testa martedì scorso dal basculante del garage che si stava tentando di riparare. Una tragica fatalità, ha detto anche il parroco durante l'omelia. Si sta come d'autunno, sugli alberi le foglie. Ha richiamato più volte il poeta Giuseppe Ungaretti, Don Ivan Feltracco, nell'omelia per il funerale di Luca Trinca, morto a 55 anni martedì scorso nella sua casa di Barcon di Vedelago. La nostra vita è fragile, come una foglia mossa dal vento nella stagione autunnale, che può cadere da un momento all'altro. C'è chi ha il dono di una lunga vita, c'è chi ha il dono di giungere al tramonto della sua esistenza a sazio di giorni, chi si spegne come una candela dopo lunghe tribolazioni, chi invece improvvisamente e tragicamente. E così è stato per Luca. Una semplice azione domestica, ripetuta magari 1000 volte, si è trasformata in una trappola. La precarietà della vita nel gesto dell'apertura di un basculante da garage non solo ci ha fatto riflettere tutti, ha richiamato l'officiante, ma ha lasciato un solco profondo nella comunità. E tutti siamo rimasti sconvolti da questa tragica e imprevedibile dinamica. Abbiamo sperimentato l'impotenza delle nostre forze, la precarietà della vita, l'imprevedibilità appunto di un incidente. Sempre lo stesso poeta Ungaretti, in un'altra poesia dice: «Fa piaga nel tuo cuore la somma del dolore». E oggi è il dolore della famiglia, della mamma Lidia, della sorella Deborah, di tutti i familiari, è il dolore della comunità di Barcon. L'intera comunità di Vedelago era rappresentata dal sindaco Giuseppe Romano in una chiesa gremita alla quale Don Ivan ha affidato così il ricordo di Luca. La sua umanità, la sua sensibilità, la semplicità, il bene che ha voluto e il buono che ha compiuto, l'affetto che ha vissuto, che non andrà mai sprecato, che rimarrà vivo in chi l'ha conosciuto. Questo è il tempo di rimanere uniti, di condividere il dolore, di sostenerci reciprocamente. Possiamo così concludere con le parole del poeta: «D'un pianto solo mio non piango più». Da Barcon di Vedelago a Villa di Villa, in comune di Cordignano, un intero paese in allerta dopo la misteriosa sparizione di Ginger, la piccola pincher nana della famiglia Carletta, scomparsa durante un furto in casa. La famiglia, sconvolta in cerca di risposte, lancia un appello urgente a chiunque possa avere elementi utili. Ginger manca ormai da una settimana e siamo disperati. Siamo disperatissimi e vogliamo che ritorni a casa qui da noi.
Sabato scorso tra le 18:30 e le 19:30 la famiglia Carletta ha vissuto momenti di grande paura. Il figlio Gabriel, rientrando a casa dopo essere stato dai nonni, ha trovato l'abitazione in via Faidel, a Villa di Cordignano, visitata dai ladri. Oltre al disordine e allo shock, la scoperta più dolorosa: la loro cagnolina Ginger non c'era più. Ginger ha 11 anni, è un cagnolino anziano e ha bisogno di determinate cure e attenzioni che solo la famiglia riesce a dare. Ginger è una pincher nana femmina di 11 anni, pesa circa 2,5 kg, ha il pelo marrone scuro e il muso imbiancato dall'età, la coda è leggermente piegata. Da una settimana la famiglia la cerca senza sosta con l'aiuto di associazioni e volontari, ma finora senza alcuna traccia. Tutto il paese si è mobilitato per lei, però Ginger non salta fuori. Tutto lascia pensare che spaventata possa essersi allontanata, oppure che siano stati gli stessi ladri a portarla via. Io chiedo a queste persone che hanno Ginger, se l'hanno portata via, di farcela riavere, di restituircela. Siete pronti anche a perdonarli se hanno rubato in casa? Siamo pronti anche a perdonarli, basta che ci riportino Ginger. Ogni segnalazione può essere decisiva. I Carletta hanno diffuso volantini con i loro recapiti e chiedono l'aiuto di tutti per riabbracciare la loro amata cagnolina. E chiaramente sullo sfondo di questa vicenda c'è l'emergenza più generale, quella dei furti di cui vi riferiamo quotidianamente. Un veneto, una Marca trevigiana assediati dai ladri. A Treviso Alberto Stefani, il neopresidente Alberto Stefani, annuncia che insieme al presidente dell'ANCI Mario Conte, sindaco di Treviso, andrà dal ministro dell'Interno per chiedere maggiori risorse. Nella nuova giunta regionale, ha annunciato Stefani oggi a Treviso, ci sarà una delega specifica proprio per la sicurezza. Il neopresidente del Veneto Alberto Stefani e quello dell'ANCI Mario Conte al Viminale per affrontare il tema della sicurezza a partire dalle grandi città. L'annuncio a Treviso da parte dello stesso governatore con l'obiettivo dichiarato di costruire tutti insieme un piano di sicurezza per il Veneto che parta da una forte collaborazione con i sindaci, definiti un baluardo straordinario. Sinergia accolta con soddisfazione da Conte. Abbiamo condiviso con il Presidente Stefani che uno dei primi appuntamenti con il nuovo anno che faremo per portare delle richieste al governo sarà proprio dal Ministro Piantedosi. Andremo unitamente Presidente di ANCI Veneto e quindi i sindaci del Veneto e il Presidente della Regione per chiedere aiuto, per discutere e affrontare con grande determinazione questo tema e restituire la serenità ai cittadini che oggi quotidianamente ci chiedono. Già in campagna elettorale Stefani aveva lanciato il progetto Veneto Sicuro, che è ora di iniziare a concretizzare partendo da quelle istituzioni che rappresentano nel territorio la prima linea. Una forte collaborazione tra regione e sindaci è il modello dal quale io voglio partire. Ho fatto un'esperienza di sindaco prima ovviamente di avere, anzi contemporaneamente all'esperienza parlamentare, e credo che il legame forte con le comunità locali e con chi ha poi la possibilità di esercitare l'ordine pubblico sia fondamentale per rilanciare il tema della sicurezza. Ma chi ha il potere di gestire mezzi e risorse è il governo, da qui la volontà di portare le istanze del Veneto direttamente al ministro Piantedosi. Sul tavolo furti, rapine, tanto nei capoluoghi quanto nei piccoli centri, la cronaca delle ultime settimane parla chiaro, ma anche il tema della violenza da parte di giovani e giovanissimi. Andremo a parlare di sicurezza a 360 gradi, analizzeremo i dati che ci verranno esposti dal Ministero e ovviamente porteremo anche le preoccupazioni del territorio. L'obiettivo è quello di migliorare, alzare l'asticella della qualità della vita, che passa anche attraverso le questioni della sicurezza. Sicurezza urbana, responsabilità condivisa, conclude il sindaco, che richiede coordinamento, ascolto e strumenti adeguati. Io continuo a ringraziare la comunità, perché la sensibilità della comunità e il dialogo tra cittadini e istituzioni sta comunque portando dei risultati importanti. Dobbiamo insistere su questa strada, chiedendo magari al governo maggiori risorse per i comuni che vogliono investire in sicurezza.
Questo sul fronte specifico della sicurezza, con l'annuncio di una delega specifica da parte del neo governatore Stefani, che a Treviso ha parlato più in generale della nuova giunta regionale, che ha assicurato sarà presentata prima del termine previsto dei 10 giorni. Soltanto nella giornata di ieri c'è stata la proclamazione ufficiale da parte della Corte d'Appello. Intanto neppure il tempo di entrare in carica e il neopresidente risulta già in testa alla classifica di gradimento dei presidenti di regione. Lo attesta il sondaggio di Affari Italiani. Governatore formalmente solo da poche ore e già in testa alla classifica di gradimento dei presidenti di regione. Alberto Stefani, neo presidente del Veneto, eredita anche questo dal suo predecessore Luca Zaia, sul gradino più alto del podio anche quando era ormai in scadenza di mandato. È il medesimo sondaggio realizzato da Affari Italiani a sancirlo. Stefani, bandiera del centrodestra, gradito dal 63,1% dei cittadini e seguito da altri due leghisti, il governatore del Friuli Venezia Giulia Massimiliano Fedriga e quello della Lombardia Attilio Fontana. Solo al quarto posto il primo rappresentante del centro-sinistra, il neoeletto presidente della Puglia Antonio De Caro. Dai cittadini una conferma ma anche un atto di fiducia nei confronti di Stefani, il più giovane presidente di regione d'Italia che ha già iniziato a compiere i primi passi. Abbiamo effettuato degli incontri anche con altri presidenti di regione, su questo mi sono mosso per quanto riguarda la Valdastico Nord con il presidente Fugatti. Siamo al lavoro per la giunta, che sarà una giunta di qualità e che deve dare risposte ai cittadini con grande senso di responsabilità. La prima seduta di Consiglio regionale si svolgerà quasi certamente il 16 dicembre. Martedì Stefani sarà a Roma, ma solo per chiudere l'esperienza da deputato. Io vado a Roma per ovviamente concludere la mia esperienza parlamentare, adesso mi concentro a tempo pieno nell'esperienza di ovviamente Presidente della Regione. Non è previsto un confronto con la Premier Giorgia Meloni, sottolinea la composizione della giunta per la quale rimangono 8 giorni di tempo avverrà per i canali consueti. Non c'è nessun incontro con Giorgia Meloni programmato, anche perché le segreterie di partito sono altre e quindi si va ovviamente a definire una squadra con chi poi materialmente ha quell'incarico da parte del partito, e ovviamente la scelta spetta soprattutto al Presidente, che cercherò di individuare delle figure di maggiore qualità. Massimo coinvolgimento di eletti e rappresentanti politici del centrodestra, nessuno, conclude, deve sentirsi tagliato fuori. Io credo che ciascuno possa ambire ad avere un determinato ruolo in base alla propria esperienza professionale, formativa, politica, e quindi poter portare nell'amministrazione regionale il bagaglio che ha ovviamente conseguito nel corso degli anni. Quindi in vista della nomina della nuova giunta regionale il clima tra alleati sembra molto sereno, tra Lega e Fratelli d'Italia in particolare. Non è così invece, tutt'altro a Mogliano Veneto, dove è in corso un vero e proprio terremoto tra alleati, tra gli alleati che sostengono il sindaco Davide Bortolato, che è esponente di Fratelli d'Italia. Il Carroccio vuole più spazio in giunta, visto il risultato delle regionali, rispetto agli alleati, uno scenario che potrebbe riproporsi anche in altri comuni, non solo della Marca Trevigiana. Si apre una verifica, nel senso che adesso vorrei capire se la Lega vuole rimanere in questa maggioranza o meno. La Lega ha 2 consiglieri e si potrebbe per assurdo governare anche senza la Lega, ma è quello che io non voglio assolutamente. Non lo vuole, ma non è uno scenario improbabile, e da Mogliano Veneto rischia di aprirsi una crepa che potrebbe far crollare la diga in tutta la Marca e non solo. Lega e Fratelli d'Italia, ancora loro, gli amici nemici del centrodestra. È una situazione speculare a quanto accadeva qualche settimana fa a Treviso con la minaccia di Mario Conte di mettere fuori maggioranza i meloniani a Treviso. La scossa arriva nelle scorse ore con una nota del segretario del Carroccio cittadino Carlo Albanese, che proprio nel giorno della proclamazione ufficiale di Alberto Stefani a presidente coglie la palla al balzo per rivendicare la schiacciante maggioranza di voti della Lega sui meloniani alle regionali e chiedere ufficialmente un rimpasto di giunta e almeno un assessorato in più rispetto alle deleghe tenute oggi dal vice sindaco Leonardo Muraro.
Tempismo sbagliatissimo da parte del segretario della Lega Moglianese in questo momento delicato dove si sta formando la giunta futura per la nostra regione che governerà per i prossimi 5 anni. Fare uscite del genere sicuramente non aiutano. Questa uscita la leggo come mettermi in difficoltà. Insomma, lo ha sentito Muraro? Sì, l'ho sentito, fatalità è un po' anche caduto dal pero perché non sapeva di questa uscita, di questo comunicato, insomma sapeva che si voleva fare un'uscita sui risultati ma non certo su un rimpasto di giunta e sono rimpasti, sono cose che si trattano all'interno della maggioranza, non si trattano pubblicamente perché c'è anche una certa correttezza politica che va mantenuta. Non è un fulmine a ciel sereno, sullo sfondo il mai digerito passaggio di Bortolato proprio dalla Lega a Fratelli d'Italia, meno di un anno dopo la vittoria alle elezioni comunali. E poi la partita delle elezioni provinciali dove si profila una sfida interna al centrodestra tra il sindaco di Mogliano e quello leghista di Montebelluna Adalberto Bordin. Ma al di là della potenziale crisi in città, a scuotere anche il contenuto della rivendicazione che potrebbe allargarsi fuori dai confini comunali. È sbagliato, è fuori luogo rivalutare in base alle elezioni regionali quello che è l'amministrazione comunale che è uscita da elezioni comunali 1 anno e mezzo fa. Adesso allora cosa facciamo? Mettiamo in discussione tutte le giunte guidate da un sindaco di Fratelli d'Italia della provincia di Treviso o del Veneto, cioè non sta né in cielo né in terra una cosa del genere. Anche perché il sospetto è che la segreteria del Carroccio moglianese non abbia agito senza un supporto ai piani alti. Da chiarire se questa uscita estemporanea su questo comunicato è partito solo da Mogliano o se anche il provinciale ha dato degli input e questo insomma lo chiederanno e lo chiederà al mio segretario provinciale e al segretario provinciale della Lega. Insomma staremo a vedere, intanto Lega e Fratelli d'Italia sembrano andare d'amore e d'accordo a Preganziol. Questa mattina sono scesi in strada per un sit-in contro la chiusura del supermercato Lidl, un argomento, un tema molto sentito tra la popolazione. E lo trovo una cosa ingiusta per tutti i cittadini perché è un servizio che funziona e ci si troverà a Preganziol in un comune importante con poco meno di 20.000 abitanti con un solo supermercato. Una volta chiuso il Lidl di via Schiavonia, a Preganziol resterebbe soltanto l'Iperlando nell'area a ridosso del Terraglio, una prospettiva che allarma parte della cittadinanza e che ha portato le opposizioni in Consiglio Comunale a organizzare un nuovo sit-in davanti al discount, il cui stop è atteso per i primi mesi del 2026. In ballo ci sono le abitudini di molte famiglie, l'inflazione, il carrello che si fa sempre più vuoto ma pesante per il portafogli. La chiusura qui del supermercato Lidl chiaramente costa un carissimo prezzo ai cittadini di Preganziol, soprattutto ai cittadini di questa area geografica. È un grandissimo problema, le persone più fragili non sapranno più come e dove potersi andare a farsi la spesa sostanzialmente e quindi questo si inserisce in un contesto più ampio che è quello legato alla chiusura non solo della prossima del Lidl di Preganziol ma anche di tantissime altre attività commerciali e del centro storico ma anche delle frazioni. Un disservizio bello e buono attacca nuovamente la minoranza che non si accontenta delle rassicurazioni del comune. Da un lato ci sarebbero nuovi soggetti interessati a subentrare, dall'altro i lavoratori avrebbero ricevuto garanzie di ricollocazione. Certo è che la partita va oltre ed è urbanistica e riguarda le scelte dell'esecutivo relativamente allo sviluppo dell'area lungo il Terraglio. Di fatto si chiede un dietrofront. Preganziol ha deciso di non dare sviluppo all'area ex Mille Lire e al progetto commerciale che avrebbe portato la sede del Lidl in quell'area che oggi è un buco nero del paese. Abbiamo perso dei parcheggi e un'attività commerciale. Così non si può andare avanti, è necessario modificare lo strumento urbanistico, è necessario ravvivare la nostra città e pensare ai servizi per i cittadini e al bene del territorio. Così a Preganziol, ancora cronaca, subito dopo la pubblicità, fra poco. Di nuovo in diretta per parlare di economia, di consumi e c'è una domanda: quanto spenderanno i trevigiani a Natale? Risponde il centro studi della Confcommercio.
Emergono dati incoraggianti per il commercio cittadino. La ricerca dell'Unione Provinciale Confcommercio di Treviso, in collaborazione con Format Research e con il sostegno di Banca Prealpi San Biagio, effettuata nel mese di novembre su un campione di 500 cittadini dai 18 anni in su, racconta di persone pronte a spendere anche 300 euro tra enogastronomia, abbigliamento e regali di varia natura, dal digitale al fisico. Acquisteranno sia sul web sia nei negozi fisici, il 70% quasi acquisteranno in entrambe le modalità di acquisto. Nonostante il carovita galoppante, segnali positivi sulla qualità che il consumatore cerca, meno regali in serie e più prodotti legati all'artigianalità di chi li produce, come ad esempio Pandorio Panettoni. Sanno che noi produciamo artigianalmente i panettoni e i pandoro e abbiamo una ricerca spasmodica, diciamo, di materie prime, delle migliori materie prime, dalle farine, dai burri. Prodotti ricercati anche dalle aziende per il regalo ai dipendenti, e Bosco vorrebbe premiare i consumatori che guardano alla qualità ed evitano l'online o il centro commerciale, chiamandoli anche in un altro modo. Li definirei ricercatori del gusto, ricercatori del bello, addirittura vorrei così, per un'immagine tipo Indiana Jones del cibo, Indiana Jones del gusto, del bello, ecco. Il regalo gastronomico di alto livello sarà uno dei must di questo Natale, una tendenza in atto già da qualche anno e non solo da parte delle persone più in là con gli anni. Lo notiamo anche nelle giovani coppie, nelle persone che hanno bambini, quindi nella nuova generazione. Bellissimo vedere la mamma che cerca il prodotto di qualità assoluto e che naturalmente fa tutte le debite domande. Un Natale di scelte e non di rinunce per oltre la metà degli intervistati. I regali restano una spesa necessaria ma piacevole. Un terzo, circa il 32%, li vive invece come un obbligo meno gradito rispetto al passato. Solo il 15% considera i regali inutili, pur sentendosi comunque costretto a farlo. L'abbigliamento resterà il regalo di tendenza. Oltre a scarpe ed accessori, estetica, gusto e stile faranno la differenza, ma il trend è chiaro. Anche una qualità di servizio che non è solo l'esperienza d'acquisto, ma è anche tutto quel contorno di servizi, di consulenze, di post vendita e anche di attenzione di sostenibilità. Lo sport, il rugby, inizia con una vittoria dopo una strepitosa rimonta all'avventura in Coppa del Benetton, che oggi allo stadio Emirates Airline Park di Johannesburg ha disputato il suo esordio in Challenge Cup affrontando i Lions, avversari nella round 1 della Pool 2, avversari noti ai biancoverdi dal momento che anche loro militano in United Rugby Championship. I sudafricani hanno ben presto preso il largo, arrivando al 18-8, da lì è iniziata la rimonta trevigiana, tanto che ha agguantato il pari. I leoni non si sono più fermati, chiudendo 26-18, e il punteggio sarebbe potuto essere anche più largo. Il Benetton rientra con 4 punti preziosi in Coppa e rinfrancato in vista dell'appuntamento di campionato di sabato prossimo a Monigo contro i francesi del Perpignan. E a proposito di sport, di grande sport, Pieve di Soligo si prepara a vivere una giornata storica. Il Giro d'Italia tornerà sulle sue strade nel 2026 portando con sé entusiasmo, attese e la grande passione del ciclismo. La città, come ci racconta Nicola Marcato, è già in fermento. Il Giro d'Italia tornerà a colorare le colline trevigiane. La 18ª tappa dell'edizione 2026 si concluderà a Pieve di Soligo con l'arrivo fissato in via Giuseppe Generale Vaccari il 28 maggio. Una scelta che premia il legame storico tra il territorio e il grande ciclismo. Il sindaco Stefano Soldanna non nasconde la soddisfazione. Siamo carichi di emozioni, siamo carichi di idee, speriamo di offrire uno spettacolo che sia unico in Italia per partecipazione ma anche per amore nei confronti di questo nobile sport. Il percorso partirà da Fai della Paganella e una volta entrato in provincia di Treviso attraverserà i principali centri della zona collinare: Valdobbiadene, Combai, Miane, Follina, Cison di Valmarino, Lago, Tarzo e Corbanese. Immancabile il passaggio sul celebre muro di Cadelpoggio verso il finale veloce che porterà i corridori fino al cuore di Pieve di Soligo. L'organizzazione locale sarà affidata a un comitato dedicato guidato da Albino Bertazzon, volto noto nello sport e già giudice di gara. Ho detto prima, bisogna tirare su le maniche e lavorare adesso. Adesso viene il bello del lavoro e organizzare
in maniera impeccabile questo evento. Unico pensiero, il meteo, l'unica vera incognita della giornata. Se è una giornata di pioggia quel giorno mi preoccupa. C'è una curva poco prima dell'arrivo, se piove diventa difficoltoso. Per il resto non abbiamo nessun problema. La città si prepara dunque a un evento che promette entusiasmo, turismo e un nuovo capitolo della storia ciclistica del territorio. Che tappa sarà? Ma una tappa secondo me spettacolare, sarà una lotta dalla partenza, sono convinto, fino alla piazza di Pieve di Soligo. Campione italiano Under 23 e Pievigino Doc e Alessandro Borgo, che dal prossimo anno approderà al professionismo con il sogno di tornare a Pieve di Soligo da protagonista al Giro d'Italia. Sì, avere un arrivo di tappa nel proprio paese è qualcosa di fenomenale. Se correrò o meno, spero di essere presente all'arrivo e di godermi il boato del pubblico. Vi do un aggiornamento di cronaca. C'è stata un'ampia mobilitazione di uomini e mezzi in via Pisa, ma si è trattato di un falso allarme. Sul posto sono arrivati i soccorsi, anche i vigili del fuoco, ma appunto in via Pisa non c'era nulla, falso allarme quindi. Parliamo di noi, della nostra programmazione. Riprendiamo con le vecchie abitudini, torna il tuo presepe per il Natale 2025, la rubrica dedicata alle natività realizzate da voi telespettatori. Vi ricordiamo che basta inviarci dei video della durata di almeno 20 secondi realizzati tenendo il cellulare rigorosamente in orizzontale. Se vorrete potrete fare una breve descrizione del presepe e registrare anche i vostri auguri. Il numero WhatsApp è sempre lo stesso, 351 17 55 340, specificate il vostro nome e cognome e il vostro comune di residenza. Da domani sera, ripeto da domani sera, manderemo in onda le prime vostre creazioni e noi adesso andiamo a Belluno. A Belluno la cronaca sindacale in primo piano con la crisi idro, la multinazionale guadagna miliardi e negli anni scorsi la sola Feltre, il solo stabilimento di Feltre ha prodotto introiti 10 volte superiori alle perdite 2024. I bilanci della multinazionale sono stati studiati e analizzati dal centro studi della FIOM CGIL. Partiamo da qui. Idro, un fulmine a ciel sereno di cui ci si sta occupando ora da Feltre fino a Roma. La decisione, dopo il passivo 2024 di dismettere lo stabilimento feltrino, è stata annunciata in maniera fredda e inaspettata dalla multinazionale norvegese. I sindacati, in una sala dove le immagini ricordano le manifestazioni sindacali degli anni 70 per quello stesso stabilimento, hanno voluto analizzare la situazione con una videoconferenza in cui un tecnico ha esposto i dati del gruppo che evidenziano grandi profitti, oltre 5 miliardi negli ultimi 4 anni e nessuna criticità. È una perdita assolutamente incidentale, nel senso che negli ultimi 4 anni, tenendo conto della perdita del 2024, Hydro Italy ha realizzato oltre 31 milioni di utile netto e ha distribuito oltre 16 milioni di euro di dividendi. Se poi guardiamo ai dati della multinazionale nel suo complesso, essendo una multinazionale che opera in maniera integrata, vediamo che negli ultimi 4 anni ha realizzato oltre 5 miliardi di euro di utile netto rettificato e di questi oltre 3 miliardi di euro sono stati distribuiti come dividendi. Quindi non siamo assolutamente di fronte ad un'azienda in crisi, anzi è un'azienda a livello di multinazionale che sta crescendo e che realizza ogni anno profitti notevoli che distribuisce in dividendi. Ingiustificabile quindi la decisione di chiudere lo stabilimento di Feltre mettendo in strada tra dipendenti diretti e indiretti quasi 200 persone con altrettante famiglie alle spalle. È sbagliato guardare al singolo stabilimento perché il singolo stabilimento fa parte di un gruppo e il modello di Norsk Hydro è un modello integrato che va dall'estrazione della bauxite alla produzione dell'alluminio finito. Quindi da una parte è scorretto guardare al singolo stabilimento in quanto anche lo stabilimento di Feltre contribuisce ai risultati miliardari che abbiamo visto di Norsk Hydro e dall'altra bisogna vedere quali sono i risultati economico-finanziari dei prossimi anni.
Marmolada, l'avvio della stagione invernale 2025-2026 è previsto per sabato 13 dicembre. Gli impianti funiviari saranno attivi tutti i giorni lungo la spettacolare salita da Malga Ciapella a Punta Rocca, con cambio di cabina al Coston d'Antermoia e tappa intermedia alla stazione di Serauta per sciare anche grazie al completamento di un nuovo impianto di innevamento. La prima corsa della giornata è prevista ogni mattina alle 8:40 da Malga Ciapella. L'ultima salita per i pedoni è fissata alle 15, mentre l'ultima discesa da Punta Rocca è alle 16 in punto. Milano-Cortina 2026 dopo la cerimonia di accensione ieri a Roma, oggi la partenza della torcia olimpica per la prima delle tappe che la porteranno in giro per l'Italia. Il viaggio della fiamma olimpica è partito dallo stadio dei Marmi Pietro Mennea di Roma. I primi protagonisti della staffetta sono stati Gregorio Paltrinieri, Elisa Di Francisca, Gianmarco Tamberi e Achille Polonara. La prima tappa veneta è prevista il 18 gennaio a Verona. Sempre lo sport, sempre il Giro d'Italia. Prima vi abbiamo dato conto della tappa trevigiana a Pieve di Soligo, adesso la tappa tutta bellunese tra Feltre e Alleghe. Sarà la terzultima tappa del Giro 2026. Presentato il Giro d'Italia 2026 e confermata la tappa da Feltre ad Alleghe in programma venerdì 29 maggio, quando le tinte rosa torneranno con l'arrivo in salita ai 1456 metri di Pian di Pezzè, che ospiterà il traguardo della 19ª tappa all'ombra del Monte Civetta, fortemente voluta dal Fondo Comuni Confinanti, che male aveva digerito il fatto che l'anno scorso Cortina d'Ampezzo vi avesse rinunciato. Tappa fondamentale che partirà da Feltre. Siamo qui in Largo Castaldi, è proprio il luogo in cui partirà la tappa. Farà un giro molto ampio di tanti passi, di tante salite celebri e conosciute da tutti. Sarà un momento per il grande ciclismo. Una tappa tutta bellunese che si svolgerà lungo un tracciato impegnativo di 151 km, caratterizzato dai passi Cereda, Duran, Staulanza, Giau e Falzarago. E infine il tratto finale di appena 5 km, ma con una pendenza media che sfiora il 10%, con picchi del 15%, che potrebbero anche essere decisivi per la maglia rosa. Arriveremo in comune di Alleghe sulla salita ai Piani di Pezzè, salita storica, no, perché è una salita che ricorda Pantani, e lì ci sarà l'arrivo di questa tappa, un arrivo secondo me ricchissimo di emozioni, ma soprattutto anche ricchissimo di sport, di ciclismo, di turismo e di persone che vogliono vivere una giornata bellissima all'interno dei Dolomiti. L'ultima volta in cui a Alleghe vi fu un arrivo in rosa fu nel 1975, quando vinse Roger De Vlaming. Per quanto riguarda Piani di Pezzè, l'ultimo precedente risale al Giro d'Italia dilettanti del 1992, dominato da un allora giovane Marco Pantani. I paesi collegati saranno 200, con potenziali 650 milioni di telespettatori, pensando ai quali è già stato formato il comitato di tappa, che punterà a coinvolgere il territorio con tutte le iniziative collaterali che arricchiranno l'evento. Non ho ulteriori aggiornamenti né da Belluno né dalla Marca Trevigiana, è tutto anche per questa edizione. Subito dopo la sigla c'è il meteo. Buona serata.